L'Ordine degli Architetti di Agrigento fanno i complimenti al libero consorzio comunale per essere riuscito a elaborare e trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti gli studi integrativi davvero impegnativi richiesti dall'ENAC. Adesso aspettiamo con fiducia il parere positivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e il conseguente inserimento dell'importante infrastruttura nel Piano Nazionale degli Aeroporti. E proprio con queste parole il presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, Rino Lamendola, esprime il proprio compacimento per un altro passo avanti nel complicato iter per l'inserimento dello scalo agrigentino nella programmazione nazionale, che costituirebbe una tappa fondamentale del percorso per la realizzazione dell'importante struttura rilanciato nel decreto Sud in virtù dell'emendamento presentato dal deputato agrigentino onorevole Calogero Pisano. Ricordiamo, continua Lamendola, che già l'ENAC con la nota del febbraio 25, richiedendo una serie di studi integrativi di carattere economico, tecnico e ambientale, aveva di fatto ammesso l'adeguatezza del sito scelto dal libero consorzio. A questo punto, dunque, dopo la produzione degli studi integrativi richiesti, dovrebbe essere rilasciato il parere dell'ENAC che farebbe cadere ogni pregiudizio tecnico sulla realizzazione dell'aeroporto nella piana di Licata. Tuttavia, afferma Lamendola, non possiamo certamente ignorare che sarà necessario, adesso più che mai, l'impegno della politica, delle istituzioni competenti che dovranno stanziare quelle risorse necessarie per la realizzazione dell'infrastruttura. Per questo motivo, conclude il presidente degli architetti Lamendola, continueremo a lanciare appelli ai parlamentari agrigentini affinché lavorino all'unisono, prescindere dai colori politici, per dare una risposta concreta al sogno dei cittadini con la realizzazione di un'infrastruttura fondamentale per il rilancio socio-economico del territorio agrigentino e della Sicilia centro-meridionale.